che ha voluto questo convegno, ha voluto questa prima occasione per incominciare a parlare di riduzione dei rifiuti. Grazie soprattutto ai partecipanti a questa mattinata, che sicuramente può essere utile per fare un po' il punto della situazione. Come con ARPA abbiamo già centinaia di giorni fa presentato i dati, quello che è appunto il sistema della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dati che sicuramente mettono in risalto quello che è stato il lavoro fatto in questi anni da parte della Regione, ma soprattutto da parte degli enti locali, per garantire che la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per quanto riguarda soprattutto la raccolta differenziata sia uno degli obiettivi primari anche previsti dal piano stesso regionale, dai vari piani provinciali che dovranno essere rivisti, perché appunto sono già passati 10 anni necessari appunto per rivedere quelli che possono essere gli obiettivi del piano strategico per quanto riguarda la Regione Veneto per i rifiuti urbani. In questi giorni vediamo quello che può succedere in regioni che magari poi chiedono anche aiuto. Noi sicuramente siamo disposti a dare giusto apporto su quella che è soprattutto la prospettiva di proporre quello che è il nostro sistema, un sistema che per noi dà buoni risultati, quindi potrebbe dare risultati buoni anche per quelle regioni che magari non hanno ancora scelto. Quindi la scelta che è stata fatta è anche, penso, di responsabilità, soprattutto di chi amministra il territorio, una responsabilità che noi abbiamo visto anche i cittadini hanno recepito. Quindi la riduzione del rifiuto è sicuramente l'obiettivo primario, perché ridurre la del rifiuto vuol dire ridurre quello che può essere i conferimenti di scarica o nell'inceneritore, ma soprattutto può essere utile anche a quello che è l'aspetto del recupero, che guarda a quelle che possono essere soluzioni anche innovative, perché penso che anche legarlo a quello che può essere una ricerca tecnologica, una opportunità anche per le nostre imprese sia un aspetto importante anche a livello economico, magari proprio in questo momento dove certi settori sono in crisi, una riconversione anche sotto l'aspetto dell'ambientale può essere opportuno per chi vuole appunto investire in tecnologia, in innovazione per quanto riguarda appunto non il problema del rifiuto, ma l'opportunità che anche nel rifiuto potremo avere. Quindi io ringrazio ancora della vostra presenza, di tutti coloro che in questa mattinata potranno dare anche il loro apporto come proposte, come possiamo dire opportunità che potremo cogliere anche come regione in fase appunto di una definizione di quella che può essere una normativa che vediamo in continuo evolversi, sia sotto l'aspetto della gestione, sia sotto l'aspetto del controllo. E io ringrazio in particolare anche il lavoro che ARPA stessa sta facendo per quanto riguarda un monitoraggio continuo della situazione del nostro Veneto, un monitoraggio che ci serve appunto per avere quei dati necessari per poi calibrare quella che è l'azione poi politica e amministrativa che la Regione vuole mantenere. Ringrazio anche poi il lavoro che si sta facendo in collaborazione col territorio, con le province, saluto anche l'assessore provinciale Fanton di Treviso, e una provincia come la sua che giunge appunto a valore del 70% per quanto riguarda la raccolta differenziata, quindi esempi che noi sicuramente proporremo. Ringrazio anche tutti gli altri assessori e amministratori presenti e sicuramente la collaborazione da parte nostra insieme appunto all'aiuto di ARPA ci sarà soprattutto per avere coscienza che questo Veneto potrà ancora di più essere tra virgolette il primo anche per quanto riguarda le proposte che vorrà fare sia a livello normativo, e anche su questo un impegno anche a lavorare anche nei confronti del Ministero dell'Ambiente, di quegli aspetti normativi che hanno bisogno di chiarezza. Siamo in fase anche di riordino per quanto riguarda ad esempio l'atto rifiuto che è pronta una proposta, stiamo elaborando per dare definitivamente queste competenze che appunto a livello nazionale prevedono l'abolizione degli ATO per passarli completamente alla provincia che ha già
competenze per quanto riguarda la pianificazione, ma che potrà appunto in quest'ambito andare anche a avere quel controllo sulla tariffa, sull'affidamento della gestione, sempre però, questo è l'obiettivo, mantenendo un forte legame, quindi anche una responsabilità con le amministrazioni locali, quindi cercheremo di dare il giusto peso anche a quelli che saranno gli indirizzi che sicuramente il territorio e soprattutto i sindaci e gli amministratori locali dovranno appunto essere in grado di dare per continuare quel lavoro di collaborazione e di pianificazione necessario per garantire la massima organicità di quello che è il settore del rifiuto. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda, allargo un po' quello che sono i rifiuti speciali, un piano che si sta appunto abbozzando, che avrà appunto la necessità di andare non a pianificare, perché purtroppo questo piano non potrà pianificare un settore che è sul libero mercato, che è aperto appunto a quello che è l'imprenditoria anche privata, ma che sicuramente dovrà dare quegli indirizzi, quei criteri che permettano di avere quel giusto equilibrio tra le esigenze del mondo delle nostre imprese, di quello che è il rifiuto che proviene soprattutto dalle nostre attività produttive, con quello che è giuste attività di smaltimento o di riciclaggio che appunto il nostro territorio potranno dare il giusto equilibrio per quella che è la gestione appunto del rifiuto speciale. Quindi grazie ancora e buona giornata.